In un momento di difficoltà dove c'è disoccupazione, ci sono i suicidi degli imprenditori, c'è la gente che non riesce a sbarcare il lunario, abbiamo l'alluvione, la neve in montagna che ha letteralmente messo in ginocchio la montagna veneta, direi che uscirsene col museo islamico sul Canal Grande, sinceramente a me non viene da ridere. Non piace al governatore Luca Zaia la proposta del premier Enrico Letta di un museo islamico in Canal Grande. Il presidente veneto preferirebbe che a Roma si ricordassero di questo territorio per ben altre questioni. Considerazione condivisa dal gruppo veneziano di Fratelli d'Italia, che nota come con la disastrosa situazione dei conti pubblici il sindaco Giorgio Orsoni farebbe bene a parlare col premier di faccende più importanti. Piuttosto che di nuovi musei, come se a Venezia non ce ne fossero, ci piacerebbe sentir parlare di nuove scuole o servizi per la cittadinanza, osserva il consigliere di Fratelli d'Italia Sebastiano Costalonga. Comunque all'idea in sé non siamo contrari. È una proposta che, se va a vantaggio, diciamo, porta risorse ai veneziani, porta quel turismo diciamo di qualità, perché no? Sicuramente non si può essere contrari a persone che investono, a persone di qualità che vengono a investire a Venezia. È invece un no senza se e senza ma quello del movimento Prima il Veneto, che ha avviato in tempo di record una raccolta di firme tra la cittadinanza per dire no al nuovo museo. Dubito che ci sia nei paesi dove la religione prevalente è islamica un museo sulla religione cattolica, quindi non capisco la necessità di fare in città a Venezia un museo del genere.